I carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria hanno fermato 5 persone su disposizione della DDA. I 5 sono accusati di appartenere a 2 distinte cosche di 'ndrangheta nell'area metropolitana ionica, Ificara Latella e Iamonte, operanti nei comuni di Reggio, Melito Portosalvo e Montebello Ionico. Le indagini, denominate affari di famiglia, hanno documentato l'infiltrazione della 'ndrangheta in un appalto per la realizzazione di un tratto della strada statale 106 Ionica, sequestrati anche beni per 20 milioni di euro. È stato in Calabria il segretario dell'UDC, Lorenzo Cesa, per presenziare al congresso regionale del partito che si è tenuto alla Lamezia Terme. Si è parlato sia di temi regionali che delle elezioni a Catanzaro, sottolineando l'alleanza che l'Unione di Centro ha stretto con il PDL. Dopo tutto quello che è accaduto a Catanzaro, ha detto Cesa, dove 6 mesi fa abbiamo eletto un sindaco che non c'è più, penso che abbiamo tutto il dovere ed il diritto di esprimere anche una candidatura di area nostra, a disposizione di tutte le forze politiche. Stamattina nell'auditorium del liceo scientifico Filolao, Piero Luigi Vigna, ex magistrato, già procuratore nazionale antimafia, ha incontrato gli studenti di Crotone in qualità di presidente del comitato scientifico del concorso La legalità nel quotidiano, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado delle regioni Calabria e Puglia. Dopo l'introduzione della dirigente scolastica Antonella Cosentino, Vigna ha risposto anche alle domande degli studenti. Ha incontrato le scolaresche cosentine il giornalista e scrittore Pino Aprile, autore di Giù al Sud, perché i terroni salveranno l'Italia, testo considerato idealmente il seguito del bestseller Terroni, che ha venduto ben 250.000 copie e parla dell'attuale situazione del Sud e del ruolo che il Mezzogiorno può svolgere per il riscatto del nostro paese. I terroni salveranno l'Italia, secondo quanto detto da Aprile, perché sono i più interessati a farlo. L'incontro questa mattina nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza.